Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Cuffaro insiste con il sorteggio per i manager sanità. Cuffaro si muove nelle dinamiche della politica siciliana con la stessa naturalezza della volpe nel pollaio. Tutti sanno che avrebbe voluto una proroga degli attuali manager della sanità, confidando nella crescita delle sue fila a causa della campagna acquisti e, in caso di lunga proroga, di una forte crescita elettorale delle proprie liste alle provinciali e dei propri candidati alle europee. Fallito l'obiettivo, scatta il piano B, ossia la proposta di sorteggio. Cuffaro si affida alla fortuna confidando di poter ottenere con il sorteggio più manager di quanti gliene toccherebbero adesso. Stupisce e rammarica il silenzio, dice, sulla nostra proposta di sorteggio per la nomina dei manager. Oggi l'incontro di Schifani con i segretari dei partiti per decidere. Elezioni a Monza e interessi siciliani. Le elezioni suppletive nel collegio di Monza, libero dopo la morte di Berlusconi, diventano anche una faccenda siciliana. Intanto per il grande numero di residenti di origine siciliana ed in secondo luogo per la candidatura senza speranza del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Si susseguono quindi gli appelli che arrivano dalla Sicilia per il candidato del centrodestra Adriano Galliani, erede morale di Berlusconi. Ha iniziato Marcello Caruso, commissario di Forza Italia, poi il presidente Schifani e poi persino Cuffaro. Goethe diceva: in Sicilia è la chiave di tutto. Schifani, commissario lavori autostrada Catania-Palermo. Arrivato il decreto di nomina del presidente Schifani come commissario per i soli lavori in corso nell'autostrada Palermo-Catania, Schifani nominerà 2 vice commissari, uno tra i dirigenti della regione e uno tra i dirigenti dell'ANAS. Si tratta di 34 cantieri per 273 milioni, mentre l'ANAS dovrà occuparsi di ulteriori 19 interventi per 54 milioni. L'obiettivo, ha detto Schifani, è completare entro il 2026 i lavori ancora sospesi. Ancora incidenti in Sicilia, l'estate che non finisce. Ancora stagione di incendi in Sicilia, ieri ben 22 e 10 il giorno prima. Per tutto il giorno sono stati impegnati gli aerei e le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. La provincia più colpita è stata quella di Catania, poi Palermo e le province del centro della Sicilia. Un'estate torrida e sciroccosa che non vuole terminare neanche in pieno autunno. Sicilia, produzione olio sotto la media. Secondo il report di Coldiretti, il crollo di quasi un terzo della produzione di olio d'oliva nelle regioni del centro-nord verrà compensato dal forte aumento di produzione del Mezzogiorno, specialmente della Puglia. In Sicilia si stima però una produzione sostanzialmente stabile rispetto a quella già bassa dello scorso anno e comunque al di sotto della media. Incidenti sul lavoro in Sicilia, meno denunce e più morti. Secondo la relazione annuale redatta da INAIL, diminuiscono le denunce di infortuni in Sicilia, ma crescono i morti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2023 le denunce sono state 10.799 a fronte delle 15.604 dei primi 5 mesi del 2022, con riduzione di oltre il 30%, probabilmente per la forte diminuzione di contagi Covid. 24 invece i morti rispetto ai 20 del 2022, con una crescita del 20%, e 667 patologie di natura professionale con un aumento del 23%. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.